cui col calore si ammorbidisce, lo metto sotto una pressa o dentro la morsa e a quel punto quando si raffredda orientativamente, grosso modo, mantiene la sua forma. Li addrizzo a 2 a 2, vedi, perché uno deve fare forza contro l'altro. L'interno di un corno va con l'interno dell'altro corno. Come nel coltello, uguale. L'interno di una guancetta, l'interno del corno, sarà l'interno del coltello. Esatto, proprio ho capito. Perché lui cerca sempre di tornare alla sua forma originale, quindi a curvarsi. Per cui non può curvare perché comunque è tenuto dai perni e dall'arco. E comunque io le faccio lavorare una contro l'altra le due guancette, per cui infatti io adopero o due guancette dello stesso corno o due guancette della stessa testa, in maniera che lavorino E in maniera uguale. rimangono unite per sempre. Sì, sì, una volta che... Quindi metto questo i alla fine, perni, questo sarà un pezzo del manico così come lo vediamo. Sì, esatto, andrà pulito. Certo, no, cioè, no, grosso modo, a adesso grandi faccio linee. vedere. Queste vengono legate su un pezzo di ferro che non entrerà mai a far parte del coltello, ha solamente il compito di evitare che il corno si possa imbarcare. Si possa? Si possa imbarcare, si possa piegare. Questo è l'esterno del corno, Sì. E questo è l'interno. Lui cerca sempre di fare, te lo faccio vedere, guarda. Lui cercherà sempre di tornare alla forma Riprendere curva. la forma originale. Sì, sì, a curvarsi. Per cui una volta che io lo addrizzo, dopo metto un pezzo di ferro e lo lego, in maniera che lui comunque non possa tornare com'era. Ma non c'è il rischio che si spacca. No. Materiale molto, molto robusto. Allora, potrebbe rompersi se io eccedo col riscaldamento del corno. Se lo riscaldo troppo, allora sì, lo secco troppo. Ma altrimenti il materiale è durissimo. Immagino. Ora sì. vedi, quando lo riscaldo diventa morbido. Ok, procediamo. Intanto ora lo pulisco. Perché il taglio non è mai precisissimo e soprattutto quando le corna sono così come questa, che sono un pochettino a elica, per cui per facilitarmi il lavoro di raddrizzatura qua devo togliere un po' di nervo, devo pulirlo. Ma visto che la forgia è accesa, iniziamo con la forgia. Non va avvicinato troppo ovviamente, perché altrimenti si brucia la superficie, però non si riscalda il cuore. Io poi li addrizzo interi, C'è gente che li addrizza Su misura. sì, li taglia e poi taglia delle piccole fettine e poi li addrizza. A me piace intero perché dopo lo giostro meglio.
Quelli sono 2 fianchi di muflone. Ma è stato tagliato? Sì, sì. Sì, quelli sono 2 corna. No, ma Sono tagliato fianchi in di 2 senso corna. longitudinale, così? No, manca Sì, qualcosa. Il corno cresce, guarda, in 3 lati. Un lato è quello che è il migliore, quello ciusuliano, che è quello che mi serve, quello che adopero di più. Poi qualche cosettina qualche coltellino piccolo si può ricavare anche dal fianco. Infatti sono i fianchi che li adopero. Questi sono un fianco di un corno e un fianco dell'altro, della stessa testa però. In maniera che io orientativamente, grossolanamente, perché poi non sempre è così, da una parte e dall'altra del coltello ho 2 colori quasi uguali. Ora ci sono delle corna di coppia che hanno dei colori identici, è molto raro però, perché anche nell'animale generalmente, anche se tu hai 2 corna della stessa testa, non è che il disegno torni proprio alla perfezione. Infatti per noi è un pochettino più difficile il lavoro, no? Perché quando al momento del taglio del corno, al momento del taglio delle guancette, bisogna cercare di far sì che i colori Combaciano. tornino da una parte come dall'altra. Uno dei grandi pregi del coltello è la simmetria. Ah, stai rimettendo la lama che hai lavorato dentro il prima? fuoco, perfetto. La metto dentro il fuoco, adesso lo lascerò anche spegnere perché non mi serve più. E deve raffreddarsi praticamente nel più lungo tempo possibile. A quel punto il metallo si riammorbidisce. Questo è un trattamento termico che si chiama ricottura. Il coltellinaio deve essere esperto di metalli. Certo, devi conoscere bene il punto. Altrimenti non fai niente. Allora, se io adesso questa qui non facessi questo lavoro di ricottura, avrei problemi anche a fargli il foro. Non riesci a Non fare. riuscirei, no. Ma il Ma anche foro... con le punte di carburo di tungsteno faccio fatica. Una volta che io faccio questo lavoro di ricottura, io adesso la riprendo domani questa lama. A freddo, Fredda, deve essere fredda, deve raffreddare nel completamente. tempo più lungo possibile. La rendo più morbida, cioè si riammorbidisce. Questo in maniera che io la possa lavorare con la lima, perché altrimenti non la potrei aggredire con gli utensili. Quindi non serve Sarebbe troppo dura. Ah, non è come temprarla, No, visto aspetta, che la mettono... aspetta. Ci sono Una diversi... volta che io l'ho lavorata, questa subirà altri 2 trattamenti termici, cioè dovrà vedere il fuoco altre 2 volte. Una volta lo dovrà vedere per la tempera, cioè una volta che io ho finito la mia lama, no? Che è tutta giusta, è fatta, è limata, ho fatto gli angoli, ho riportato tutto, ho fatto bene la punta, il filo, la lama è finita. Ho necessità di indurirla, Sì. perché altrimenti questo coltello non taglierebbe nulla. Se io prendo la lama la piego, no? Quindi ho necessità di indurirlo, per cui ritorna nel fuoco. In questo caso la devo portare a una temperatura compresa fra i 790 e gli 850 gradi. Questo tipo di metallo. Tu dirai, e come fai a sapere? Stavo per chiederti dei fatti. Lo vedo. Lo vedo. Lo tocchi. Lo vedo. Ovviamente spegnendo tutte le luci. La tempera viene fatta al buio, perché altrimenti le luci mi possono ingannare il mio occhio. Con queste lame, con questi metalli si può fare, altrimenti potrei anche avere una certezza, metterlo nel forno, portarlo a 830 gradi, sarebbe più semplice. Mentre invece per i metalli resistenti alla ruggine, vedi, ci vuole un forno, perché hanno necessità di... si chiama tempo di austenitizzazione, però non voglio entrare nella tecnica metallurgica, perché altrimenti non riusciamo più. Hanno bisogno per poter raggiungere una certa fase cristallina, che è quella che a noi interessa, la fase martensitica, hanno bisogno di una temperatura molto più alta, di 1080 gradi, fra i 1050 e i 1080 gradi, per un tempo di un quarto d'ora, di 15 minuti. 15 minuti dipende poi dal tipo di metallo, però hanno delle temperature molto più complicate, perciò
è necessario per forza avere un forno. Ogni lama ha la sua... Ogni acciaio. Ogni acciaio ha la sua Ogni acciaio, tempistica, sì, la sua sì. temperatura. Sì, 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 sì. Guarda, una cosa ti dico, Bastiano, io quando sono qua dentro e faccio il mio lavoro, quello che ho fatto, a me piace. Passa l'ora che io non mi accorgo, adesso non so neanche dove sono adesso, non so quando ho iniziato, non lo so. Perché per me piace. Ci vuole il tempo, sì, si fa star bene, insomma, sì. ti dà soddisfazione ed è quello che... Sì, quando finisco un lavoro... Diciamo che l'aspetto sono economico contento. viene anche dopo. L'aspetto economico l'artigiano lo deve considerare come una conseguenza. Non un obiettivo. No, il fine principale è fare un bel lavoro. Anche perché prima di darlo a un, fra virgolette, cliente, è il mio. E a me piacciono le cose belle.